circoli così, cerchiamo un po' di, come si dice, di tornare alle nostre radici, diciamo così, una cosa che trovo adesso una cosa molto importante, orgoglioso di essere salvo, per cui adesso vediamo di dare un contributo a questo progetto. Grazie. Mi chiamo Cristina Scaras, sono una provincia di Cagliari, sto qui da 10 anni ma non perché la verità non mi piace, io sono troppo attaccata alla mia terra. Sono venuta qui perché stava lui, se no avevo il mio lavoro giù e niente. Il mio sogno è di rientrare ogni giorno in Sardegna, troppo attaccata. Il mio nome è Nicola Palumbo, sono di origini napoletane, sono stato invitato qui dal dottor Canonico perché sono interessato nel creare delle reti. Principalmente mi occupo qui, ho una piccola azienda che è stata avviata da poco che sta creando una rete per il lavoro. Sono particolarmente interessato nel creare opportunità di lavoro e credo che questo potrebbe essere un elemento comune tra la Sardegna e magari anche la Campania o il Sud Italia in generale. Ci sono 1 milione di persone che stanno andando via dall'Italia in generale nei prossimi 2-3 anni. Vorrei in qualche modo fermarli perché a mio avviso l'Italia è un paese, come dire, bello, interessante, culturalmente secondo me tra i migliori. Abbiamo un solo problema, il lavoro, non ce n'è e secondo me, a mio avviso, l'unico modo per tenerlo è cercare di un po' di globalizzarlo. Quindi avere, diciamo, dare lavoro in Italia, nel Sud Italia principalmente o tutta l'Italia e arrivare a delle aziende europee. Ho delle connessioni abbastanza importanti anche in alcuni centri come Google, come Amazon ed altri e vorrei utilizzare queste mie connessioni in modo tale da portare del lavoro. Come obiettivo ho creare 1 milione di posti di lavoro che siano nuovi, non voglio fare propaganda eccetera, però questo sarebbe il mio interesse. Ho lavorato nel settore finanziario per 10 anni, mi sono spostato qui circa 10 anni fa, però non mi sentivo mai parte di realizzare qualcosa di buono. Quindi da quando sono nate anche le mie 2 bimbe qui in Svizzera ho deciso magari questo potrebbe essere un elemento in cui spinge un po' di comunione e probabilmente i circoli è il punto di partenza, per esempio per questo tipo di attività. Quindi per questo mi piace molto l'attività della community. E credo che potrebbe essere un valore aggiunto cercare di far collaborare per esempio persone che sono all'estero con persone locali del posto, quindi perché le persone che sono all'estero a mio avviso hanno un'esperienza, sono più integrate nel settore culturale, per esempio per la Svizzera, quindi magari parlano la lingua, però utilizzare una connessione con il posto di dove partono, che potrebbe essere la Sardegna per esempio. Volevo un attimino riprendere un attimo il concetto sul progetto fantastico. È stato un punto preso anche ieri nel dibattito che serale di preparazione a questo. Il progetto io non lo vedo fantastico, io lo vedo un progetto. Il successo di questo progetto non dipende dallo strumento, ma dipende da voi. È un'opportunità questo, una metodologia, una possibilità con cui ci si può entrare in relazione e creare qualcosa. Dipende tutto da quello, da voi, da quello che vuoi fare, da chi entra in rete e quindi voi avete un ruolo assolutamente determinante su questo aspetto perché dipende da chi entra in rete che cosa ci si dirà, cosa si farà rispetto a uno strumento che viene messo a disposizione. Questo è il punto fondamentale di tutto questo. Quindi noi se questo non avviene non abbiamo fatto niente. Questo vi voglio dire in modo molto chiaro, cioè nel senso che noi abbiamo pensato, ma se non troviamo in voi, nei giovani, questo tipo di risposta, questo tipo di motivazione, noi non abbiamo fatto niente. E il progetto non è fantastico. Vuol dire che non abbiamo centrato quello che era le esigenze dei giovani sardi. Io lo trovo fantastico perché comunque pone le basi per creare appunto una forma di collegamento tra noi che siamo fuori e la Sardegna. Certo. Questa è che per noi comunque, anche se in associazione a Lozano avevamo già pensato di creare nel nostro piccolo un collegamento diretto con la Sardegna e con i sardi,
però ci permette di scambiare, di ampliare ancora più alto, cioè di espandere tutta la Svizzera questo collegamento qua. Cioè praticamente anche noi tra sardi, magari io a Berna per esempio conosco 10 sardi, se questo progetto dovesse andare avanti conoscerò 200 sardi che vivono in tutta la Svizzera. Certamente, e mettere in relazione questo è lo spirito, e creare qualcosa poi, non solo amicizia, certo. ma creare qualcosa poi all'interno di questo progetto che possa essere proposto. Ecco, questa è la sua idea, è un'idea per esempio che fa parte di un gruppo, la sua idea può essere quella che fa parte di un gruppo, che può nascere e lavorare su questo, ed essere proposto, può essere un veicolo questo di sviluppo, è un'opportunità. Noi abbiamo affiancato diverse tipologie, diverse opportunità, diverse metodologie e devo dire anche un cambio, dietro a questo c'è anche un cambio culturale non da poco. Se voi lo guardate c'è un cambio culturale non da poco, perché l'utilizzo di internet da parte della maggior parte dei partecipanti al ciclo non è così friendly come per voi, questo come metodo, quindi questo è aspetto importante. Però adesso tocca a voi come vedete e cosa si può fare. C'è comunque un controllo del sito. Non vogliamo fare un controllo stretto. Quindi cioè si lascia così? No, perché poi deve essere autoregolamentato con la creazione dei gruppi, con la creazione di amicizie. No, ma intendo un controllo tecnico, sicurezza Sì, certo, dati. Sì, no, questo. no. Okay. Sì. No, di quello ne avevo parlato, ma assolutamente sì. Prego, voi cosa ne pensate? Cosa volete dire ai segno dei circoli? Io niente, volevo solo chiedere. Io conosco solo un sardo da quando sono E noi cosa siamo? Adesso sino a oggi. E niente, è anche un mio vicino di casa. Sta già funzionando il progetto. Però niente, il circolo a Lucerna, io vengo da Lucerna, c'era Sarmen, e adesso penso che sia insieme a quello Umbro, o non so, no, non è Umbro, Abruzzese, infatti, però non ho trovato dei circoli, perché quello là è chiuso, quindi niente. Cominciamo a popolare la community e vedrà che li troverà. Sì, non incontro salvo insomma, pochissimo. Ecco, cominciamo a popolare la community, incominciamo a diffonderlo. E sotto questo profilo vedrà che ne incontriamo tanti altri, che magari che nessuno di noi sapeva, che sono tanti. Comunque lui fa parte della community Facebook Sardi a Zurigo e tramite questo, tramite la mia pubblicità in questo Facebook è arrivato a noi. Quindi c'è una community in Facebook. Una domanda, dopo che sono formati i gruppi magari con certe idee, queste idee vengono valutate da voi, dalla Dalla federazione, prima dalla federazione. La federazione poi vanno avanti. E poi vanno avanti, è creato il progetto e presentato alla regione. Ok. E poi nel caso venga approvato che una buona Chi idea del genere, chi l'ha progettato lo segue. deve seguire. Certo, chi l'ha progettato poi lo segue, altrimenti diventa una cosa monca. Non è solo fare l'idea, ma poi bisogna dargli gambe. E questo dare gambe spetta a chi l'ha progettato, non spetta ad altri. C'è una possibilità. Forse non l'ha finito. Prego. C'è una possibilità di invitare altre persone oppure bisogna dare il legame, parlarne a una persona? Perché tipo su Facebook uno puoi suggerire, fare una suggestione. Sì, no, c'è assolutamente, c'è una funzione in cui manda un messaggio, in cui si può mandare un messaggio e farlo conoscere. Sì, allora questo perché sarebbe molto interessante per poter giustamente dire. Sì, Perché è una bella sì. cosa, penso anche un sacco insomma, di giovani, gente della mia età o mamme o cose, non hanno il tempo di fare parte dei comitati, allora si mettono un po' indietro e potrebbe essere interessante di farli rientrare tramite questo, che avrebbero poi i figli crescendo, ma non c'è un po' più di tempo. Dunque trovo che sia proprio una buona idea, questo a livello si dovrebbe, penso, di espandere abbastanza rapidamente. La nostra speranza è che poi si può espanderlo, creare rete e attraverso le rete creare progetti. E perché questo è il modello in cui
con cui noi abbiamo pensato di affrontare tutto. Però non vorrei parlare io, vorrei che il dibattito fosse tra di voi. Allora, Questo è un punto importante. Vorrei che questo che voi pensiate poi, tornando in plenaria, lo portiate all'attenzione dei segni. tornando al punto di mettere gambe, noi la maggior parte siamo qua, in Svizzera. È possibile anche, dopo che il progetto è partito, avere un gruppo di riscontro in loco, che può essere il mio paese, il suo paese, può essere di quell'altro. Ma stai sempre messo nel progetto. Ok. E poi appunto materialmente organizzare tutto il resto che possono andare avanti. Ok. Bene. Prego.